Buona giornata, ben arrivati come sempre alla nostra diretta sino alle 13:25 con possibilità di telefonare o mandare i vostri messaggi. Vogliamo fare un po' di chiarezza supportati dai nostri ospiti. Sono uscite nel Veneto notizie sui quotidiani i giorni scorsi che hanno destato abbastanza allarme non solo tra gli addetti ai lavori nel settore sanità ma anche naturalmente tra le persone, dai tanti potenziali e di fatto magari fruitori del servizio sociosanitario. È in attesa di approvazione definitiva, poi abbiamo avuto notizie di questi momenti, dovrebbe essere il giorno indicativamente 5 aprile, comunque i primi giorni di aprile, subito dopo, prima di Pasqua o subito dopo, il piano sociosanitario. Ma effettivamente verranno tagliate, accorpate delle aziende sociosanitarie, ce ne saranno di meno, 7 indicativamente in tutto, come era stato appalesato inizialmente dal Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, oppure no? Ci saranno tutti gli ospedali previsti o altri perderanno il ruolo che hanno avuto fino ad ora? Cosa succederà di fatto? Effettivamente per chi vive nei capoluoghi di provincia non sembra cambiare molto, però per altri assolutamente sì. Qui con noi in studio per fare maggior chiarezza direttamente dalla Regione, quindi del Consiglio regionale, abbiamo il piacere di avere Antonino Pipitone, consigliere regionale Italia dei Valori, grazie di essere qui con noi, che tra l'altro della Commissione proprio Sanità, quinta commissione, e ben arrivato anche Franco Piacentini, coordinatore del Dipartimento Welfare della CGIL del Veneto. Grazie anche a lei. Grazie anche a voi. Allora, partiamo proprio decisamente. Cosa sta succedendo e facciamo chiarezza, proprio che state notizie smentite da una parte e dall'altra, non si è capito più nulla. La Regione dal 1996 non ha un piano sociosanitario, quindi linee di indirizzo che programmino la sanità, quindi si vive di anno in anno. Finalmente in questa legislatura, di circa un anno, la Regione, cioè il governo della Regione, ha proposto un piano, una bozza di piano su cui stiamo lavorando da mesi, abbiamo fatto centinaia di audizioni, abbiamo approfondito, eccetera. Cosa sta succedendo nelle ultime settimane? Al di là poi se sono cose giuste o sbagliate, poi eventualmente discutiamo. Nelle ultime settimane stanno succedendo cose strane. Per esempio, il Presidente Zaia parla di fare solo 7 URSS, ce ne sono 22 in Veneto. Nel piano non c'è nessun accenno alle URSS, c'è solo un accenno che l'ambito ottimale sarebbe intorno non inferiore a 200.000 abitanti una URSS. Ecco. E quindi questa è la prima cosa. Altra cosa strana che sta succedendo, che è terrorismo sanitario a mio avviso, cioè nel senso che sono uscite fuori notizie che si tagliano alcuni ospedali, tra cui per esempio siamo a Padova, piove di sacco, poi magari spieghiamo di cosa si tratta. Sono cose assolutamente infondate. Perché se andiamo poi a vedere la notizia nello specifico ci sono cose molto incongruenti, ora non entro proprio perché sennò perdiamo troppo tempo, però è evidente che c'è qualcuno che ha l'interesse a rallentare il processo del piano, qualcuno a mio avviso della maggioranza, e che sta cercando di giocare un po' di vecchia politica, chiamiamola così, e ieri ne abbiamo avuto una dimostrazione in Commissione Sanità. Commissione Sanità che dovevamo decidere appunto l'approvazione del piano, c'è stato una lite un attacco durissimo del capogruppo del PDL, non di uno della minoranza, ma della maggioranza del PDL, il consigliere Bond, capogruppo del PDL, contro Zaia per la continuazione di destabilizzazione che il Presidente Zaia fa. L'ha fatto per esempio col numero dei consiglieri regionali, avevamo trovato un accordo su 50, ne ha detto 30, tanto fa notizia su tutte le TV del mondo, va così, bravo lui, eccetera, e poi sono problemi di chi ci ha lavorato. E lo stesso adesso, no? Lui dice di fare 7 URSS. Allora, nel merito io sarei anche d'accordo se ci sono come Italia dei Valori, voglio dire, se ci sono delle condizioni, ma dobbiamo discutere delle condizioni prima che potrebbero portare a questo, o se no discutiamo del nulla. Poi alla fine ieri abbiamo iniziato, dopo mezz'ora, dopo questa lite furibonda, quindi con i leghisti che sono accaniti contro il capogruppo del PDL, ovviamente la gente non può sapere perché non c'era, è stata sospesa la commissione, dopo un'ora si è ripresa, come se nulla fosse, è evidente che nelle segrete stanze hanno trovato dei segreti accordi. Io non penso che sia questo il modo di fare gli interessi della gente, degli ammalati del Veneto. E quindi siamo in una fase adesso dove teoricamente non dovrebbero tagliare, se non, anche se si parla di una anche qua voglio dire, anche qua, allora,
O si fa una riforma complessiva delle ASL e allora si dice, e a nostro avviso sarebbe una ogni provincia, però garantiamo i servizi a tutti i cittadini, garantiamo che si vanno a spostare delle poste di bilancio importanti sul territorio, perché bisogna intercettare la salute vicino ai cittadini che ne hanno gli ammalati, non che gli ammalati vengano in ospedale, e poi pensiamo anche a riordinare le URSS, su questo non c'è dubbio. Fare in questo modo, nel senso di andare a tagliare 4-5 URSS, che poi sarebbe una del Vicentino, una del Veronese, una del Basso Polese, ne basta, mi sembra sia un accanimento nei confronti di alcune zone anche delicate, che andrebbero ragionate. Anche questo è terrorismo sanitario. Ieri per esempio abbiamo fatto una proposta: eliminiamo i direttori del sociale e il direttore sanitario possa fare anche il direttore sociosanitario. È una proposta seria, riduce 22 apicalità, si risparmiano 2,5 milioni di euro ogni anno e una persona ha il quadro complessivo del sociosanitario. C'è stata bocciata, per esempio, ma ne faremo altro. Questo per dire come quando si entra nel concreto poi nel risparmio di una razionalizzazione della sanità e dei bisogni di salute che i cittadini hanno, subito vengono fuori interessi. Ecco. E qui entrate in gioco anche voi, perché anche voi vi siete espressi. Sì, noi siamo entrati in gioco, diciamo, fin dall'inizio, nel senso che, come si diceva prima, abbiamo rivendicato come organizzazioni sindacali da molto tempo la nuova programmazione, perché siamo fermi appunto al primo e unico piano del 1996. Quando hanno presentato le prime linee guida nel 2010, noi abbiamo chiesto e abbiamo anche ottenuto, io dico anche grazie alla sensibilità e alla disponibilità del nuovo segretario alla programmazione sociosanitaria, tanto per fare anche nome e cognome, il dottor Domenico Mantoan, abbiamo ottenuto un tavolo di confronto. Questo tavolo ha lavorato per quasi 8 mesi. Il tavolo era composto da tutti i rappresentanti delle varie, diciamo, dei vari interessi e delle varie anche associazioni che rappresentano i cittadini, quindi i sindacati, gli ordini dei medici, degli infermieri. Questo tavolo praticamente ha contribuito a definire, diciamo così, delle linee guida, diciamo, concertate tra la Regione, o meglio, tra l'assessorato alle politiche sanitarie e l'assessorato alle politiche sociali e le parti sociali. Questo testo poi è stato passato alla Giunta, la Giunta ha redatto un progetto di legge e il tutto, linee guida e progetto di legge, è stato passato alla Quinta Commissione. La Quinta Commissione è più di un anno che lavora e sostanzialmente il compito che ha la Quinta Commissione è quello di licenziare un testo condiviso, possibilmente condiviso, e affidarlo poi al Consiglio. Quindi siamo in una fase ancora iniziale, cioè quando i mass media, ma ovviamente lo fanno in buona fede, dicono che nei prossimi giorni sarà approvato il nuovo piano sociosanitario, non è così. La Quinta Commissione ha il compito di affidare poi questa difficoltà, perché sarà un percorso molto difficile, molto ostico, abbiamo sentito adesso anche dal consigliere le difficoltà che sono emerse in Quinta Commissione. Poi sarà il Consiglio nei prossimi mesi ad avviare la discussione e poi avrà il compito di tradurre in legge il nuovo piano sociosanitario. Cos'è che diciamo noi? Ecco, noi non siamo molto appassionati sul versante, diciamo, di quante USL, di quante tagliarne, di quante lasciarne, di quante accorparle. Noi ormai ci siamo convinti che è bene ridisegnare l'assetto sociosanitario del Veneto partendo intanto dall'accorpamento dei 2 assessorati. Il Veneto ha una storia sociosanitaria pluriennale. Che senso ha avere 2 assessori? 2 assessori, poi 2 assessorati con tutto l'apparato che ne consegue. Noi siamo da sempre convinti che è bene che vi sia un unico assessorato, un unico assessore, e di conseguenza anche alcune difficoltà che oggi noi registriamo potrebbero essere praticamente superate. Seconda cosa, è bene che si parli sempre di più di prevenzione e si parli sempre di più di riabilitazione per dare qualità di vita alle persone, e poi punti di eccellenza per la cura. Ma soprattutto in questi ultimi tempi abbiamo maturato una convinzione comune, penso anche a molti cittadini ma anche a molte associazioni, che è quella che è bene che vi sia una sanità dentro ai singoli territori, con il forte coinvolgimento di medici di medicina generale. Ecco, allora parliamo di aggregazione dei medici, con delle strutture, diciamo così, snelle, con delle strutture efficaci, immediate nell'intervento, che le abbiamo etichettate H24.
che vuol dire una risposta di sanità di base nelle 24 ore al giorno, per non intasare il pronto soccorso con i codici verdi, con i codici bianchi. Poi sono codici che vengono pagati dai cittadini, perché si paga 25 euro di ticket. Ecco. Allora, abbiamo sperimentato nel Veneto negli ultimi 2 anni le UTAP, queste unità territoriali diciamo, di base di intervento immediato, no? Però sinceramente, a parte qualcuna, ma nella stragrande maggioranza sono state strutture che hanno operato sulle 12 ore al giorno, non sulle 24 ore al giorno, e oltretutto mancavano anche alcune figure professionali come l'infermiere professionale, come il pediatra di libera scelta, anche alcuni amministrativi, i fisioterapisti, ecco, queste figure qui per dare una risposta completa, immediata. Se c'è questa attenzione, se nella nuova programmazione ci sarà questo tipo di indirizzo, ripeto, poi si potrà anche vedere che tipo di governo dare alle strutture sociosanitarie nel territorio. Certo, quindi, però per il momento noi diciamo che è bene non creare, come diceva prima il consigliere, questo terrorismo psicologico, tagliamo di qua, chiudiamo di là. Perché per quanto ci riguarda le strutture ospedaliere attuali devono rimanere quelle che sono, perché saranno le nuove schede ospedaliere a determinare quanti posti letto e in dove collocare quei posti letto. Lo stesso saranno le schede del sociale a definire i livelli essenziali sul versante socio-assistenziale. Assolutamente. Su questi aspetti voglio anche il suo parere. Dobbiamo andare adesso subito in pubblicità, per cui un brevissimo intervallo. Poi sentiamo cosa dice il consigliere anche a proposito appunto di accorpare i 2 assessorati, anche perché poi visto che i finanziamenti da una parte devono slittare all'altra, quindi tanto vale. A tra poco, se dovete chiamare e fare delle domande potete pure intervenire. A lei la parola, suo consigliere, perché questa è l'idea. Allora, l'idea sicuramente è positiva. La proposta che abbiamo fatto noi ieri, qual era? Quella di, voi sapete che c'è il direttore generale, poi c'è il direttore sanitario, il direttore sociale e il direttore del distretto. Noi riteniamo... Il direttore amministrativo. Il direttore amministrativo, scusa, il direttore amministrativo. Il direttore sanitario, se avesse anche le funzioni sociali o viceversa, cioè sarebbe una figura, è esattamente quello che diceva lui, e portare la sua proposta di fare un unico assessorato socio-sanitario, quindi sanità e sociale, perché questo è il nostro modello, che è un ottimo modello sociale, perché dove c'è bisogni che non siano prettamente di salute, ma l'anziano che non riesce a fare una vita autonoma, eccetera, e in parte problemi anche di salute, allora c'è un unico assessorato che può gestire. Oggi noi abbiamo 2 assessori in guerra tra loro che si spostano e che si cercano di fregarsi i soldi, lo dico così senza modo da farci capire, quindi un capitolo e un altro, e allora uno può avere più risorse per fare più cose. Se ce n'è solo uno, ragiona per integrare meglio. E lo stesso poi per quanto riguarda il direttore. Se un direttore sociosanitario, innanzitutto risparmia una figura apicale, che sono 130.000 euro l'anno più 20% poi di premi che diamo, eccetera, ma al di là dei soldi, che anche quelli contano, sarebbero più di 2,5 milioni di euro l'anno che noi risparmieremo. Però poi dai una razionalizzazione. Ma detto questo, tornando agli ospedali, allora, oggi se viene applicato quello che c'è scritto in questo piano, significa che ci saranno... Allora, 5 grandi ospedali, cioè un ospedale per 1 milione di abitanti nei 5 capoluoghi più importanti, quindi cosiddetti hub, e 25 ospedali di comunità, che sono quelli degli ospedali normali che ci sono adesso, che si integrano con questi grandi ospedali. Quindi in tutto avremo 30 ospedali, 5 mega ospedali e poi gli altri dove ci sono poi alcune specialità, non entriamo nella specifica adesso. Perché il piano cosa prevede? Un ospedale di comunità ogni 200.000 abitanti. Siccome siamo 5 milioni diviso 200.000 fa 25. Adesso sai quante strutture ci sono di ospedali pubblici? In Veneto 80. Quindi qualcuno mi deve dire, se noi applichiamo questo piano ne dobbiamo avere 30, poi sono previste alcune forme di cuscinetto delle strutture intermedie che non sono degli ospedali. Allora è evidente che non può funzionare questa cosa qua, e quindi in consiglio, adesso la Commissione sta facendo un lavoro di elaborazione, di presentare una bozza corposa in consiglio, un grande lavoro, devo dire, è stato fatto in quest'anno. E poi sarà il Consiglio regionale, quindi il percorso è vero che è lungo.
Faccio l'esempio di Piove di Sacco. È stato scritto, visto che siamo in provincia di Padova, è stato scritto che l'ospedale di Piove di Sacco chiude. Vorrei ricordare che sono stati spesi 5 milioni di euro negli ultimi 2 anni nell'ospedale di Piove di Sacco per ristrutturarlo, adeguarlo, eccetera. 12 milioni sono stati già deliberati in progetti già assegnati per ulteriori lavori. Allora, se chiudono l'ospedale di Piove di Sacco, qualcuno ci dovrà rimborsare questi soldi. O se no, viviamo in un mondo di pazzi. È evidente che non è possibile questo qua. Io non posso credere. Esatto, assolutamente. Poi è stato anche smentito. Allora, è chiaro che bisogna essere seri, bisogna che la politica, poiché noi viviamo in una regione in cui ancora per fortuna c'è una sanità discreta, buona, cerchiamo di migliorarla perché stiamo perdendo qualità. Non è un caso che il rapporto tra la gente da fuori che viene a curarsi in Veneto e i veneti che vanno nelle altre regioni si sta abbassando. Siamo sempre in attivo, ma sono sempre più i veneti che vanno a farsi curare in altre regioni. Assolutamente. E questo significa che poi il ragionamento deve pagare. Quindi noi dobbiamo, e la proposta che noi abbiamo fatto e faremo come Italia dei Valori, in quelle situazioni dove c'è una maggiore emigrazione, faccio un esempio, ortopedia vanno spesso a Bologna. Riabilitazione cardiologica vanno ad Arco di Trento, per esempio. Per l'oncologia si va spesso in Friuli. Allora, noi dobbiamo fare in modo che potenziare queste strutture, cioè queste specialità, in modo tale che i veneti rimangano in Veneto con tranquillità, sapendo di avere un'ottima sanità di eccellenza. E quelli delle altre regioni possono venire qua. Perché cosa succederà fra 1 anno e mezzo? Nel 2013... ricordiamo, parte una direttiva europea per cui i servizi sanitari europei sono in competizione. Per cui... Quindi si ottiene il rimborso da parte esattamente, quelli della Svizzera possono venire qua come noi possiamo andare in Svizzera, in Slovenia, in Francia, in Germania. Allora bisogna fare in modo di prepararci e non arrivare. Siccome il Veneto ha tutte le possibilità per farlo, che potrebbe essere un'occasione di entrata. Troverei veramente stupido dividerci su queste cose. Lo dico soprattutto al Presidente Zaia, che è quello che destabilizza sistematicamente tutto con queste dichiarazioni terroristiche che fa, e quindi cerchiamo di ragionarci. Noi la nostra buona volontà e le nostre competenze ce le abbiamo messe e ce le mettiamo, però veramente lavoriamo nell'interesse della comunità. Sì, quando si affrontano questi temi del sociosanitario qui in Veneto, io dico che è bene sempre ricordare che siamo ancora una delle regioni, diciamo, più osservate sia a livello nazionale che a livello europeo, perché ci sono delle eccellenze. Ma io penso anche all'Istituto Oncologico qui di Padova, che è un punto di riferimento importante proprio su tutto il percorso della prevenzione e soprattutto della cura per le patologie, diciamo così, delle patologie legate appunto ai tumori, neoplasie, quindi va ricordato questo. E abbiamo una rete che sostanzialmente dà tranquillità, sia sul versante ospedaliero, sia sul versante, diciamo così, degli interventi mirati immediati, quindi il pronto soccorso, quindi il 118, tutti gli interventi che si fanno in montagna, quindi con l'elio soccorso, cioè una rete effettivamente che è in campo ogni minuto della nostra vita. Qual è il punto? Il punto è che c'è poi questa, diciamo, sperequazione tra questa parte sanitaria efficiente e tutta la parte legata al sociale. Infatti quel piano lì, quella bozza di piano, anche se è stata una bozza, diciamo così, concertata, discussa, affrontata con le parti sociali, c'ha alcuni lati che non sono molto chiari. Per esempio, che tipo di assistenza domiciliare integrata la Regione ha in mente di realizzare? Oggi c'è un'assistenza domiciliare integrata che si basa su qualche minuto al giorno. Quanti infermieri collochiamo sul territorio? Quanti medici collochiamo sul territorio? Quanti fisioterapisti collochiamo sul territorio per fare queste prestazioni a domicilio? E poi su tutta la partita della disabilità e della non autosufficienza, che tipo di interventi la Regione ha in mente? Perché guardate che oggi c'è il pericolo vero e concreto che non sia nemmeno riconosciuto l'assegno di cura. Perché lo Stato, il governo, che parliamo sempre dello Stato, è bene individuare anche chi dello Stato, questo è il governo, non riconosce l'assegno di cura come un livello essenziale di assistenza. Cosa vuol dire questo? Ci spieghiamo bene. Vuol dire che nel 2002 è stato varato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del DPCM, che ha definito i livelli essenziali sanitari.
sono più di 5.000 prestazioni che il cittadino ha diritto di avere dalla sanità pubblica, certo, anche con una compartecipazione di un ticket stabilito a livello nazionale. Ecco. Però non sono stati definiti in Italia purtroppo i livelli cosiddetti di assistenza sociale, delle prestazioni sociali, che vuol dire per esempio le ospitalità in casa di riposo, l'assistenza domiciliare, tutta quella parte di assistenza che fanno i comuni, la famosa SAD, i servizi assistenziali domiciliari. Ecco, non avendo definito quali sono i livelli essenziali sul versante socio-assistenziale, il governo interpreta che l'intervento che fa la regione attraverso i comuni con il famoso assegno di cura, che vuol dire sostanzialmente aiutare una famiglia che si fa carico del disabile o del non autosufficienza a casa, certo, e quindi gli dà un intervento che poi è un intervento anche di pochi soldi, perché massimo arriva a 550 euro al mese, non è che sono tanti soldi, però, insomma, però hanno obietato a Roma che se questi soldi vengono riconosciuti dalla Regione, la Regione praticamente non li può finanziare con il fondo sanitario. E quindi, dove e quindi siccome che le prestazioni sociali vivono soprattutto di trasferimenti dalla sanità verso il sociale, si corre il pericolo che se i comuni non hanno le risorse per intervenire loro su questo versante, correremo il pericolo, si può correre il pericolo già da quest'anno, che ad esempio perché la Regione spendeva circa 30 milioni su questo versante. No, ci vuole il pericolo di non avere queste risorse per aiutare le famiglie che hanno a casa disabili o non autosufficienti, perché non c'è questa, diciamo, considerazione, questa valutazione, questa anche valorizzazione di un intervento che per me è un intervento socio-sanitario, socio-assistenziale. Consigliere, è importantissimo questo aspetto, perché in un'ottica poi dove ci sono grosse difficoltà economiche per le famiglie normali, quindi di pensioni... ma è molto grave quello che ha detto il segretario della CGIL, perché dà una parte importante di aiuto, cioè dall'idea di quello che succederà a una parte importante di famiglie, e voglio dare l'idea di quello che succederà a tante altre famiglie. Per esempio per i CEOD, che sono quei centri dove vanno i disabili con problemi psichiatrici, che ritengo centri diurni eccetera, centri fondamentali per queste famiglie. Hanno tagliato i soldi per i trasporti, hanno tagliato i soldi per l'assistenza quest'anno, per la disabilità hanno tagliato pulmini, cioè, di tutto di più, perché dal nazionale hanno tagliato meno 400 milioni, la regione taglia meno e tutto poi va a finire ai comuni e alle famiglie. La famiglia dove va? Dal sindaco. E il sindaco è con le spalle al muro. Assolutamente. Allora io non penso che un paese civile può consentire questo. Però di fatto si sta attuando questo. No, ma questo non può succedere. Le dico l'ultima cosa folle che sta venendo fuori, abbiamo fatto anche un comunicato sull'IMU, quell'ICI nuova che dovrebbero applicare a tutti noi, poi vediamo cosa succederà, agli anziani ricoverati nelle case di riposo e quindi hanno la residenza nelle case di riposo e che hanno lasciato la loro casetta in città, in campagna, in periferia eccetera, verrà applicata, se non cambia la norma, l'IMU come seconda casa. Quindi spesso abbiamo dei poveretti che hanno una pensione anche al minimo, che devono essere sostenuti per stare là o dal comune o comunque dalla comunità regionale, quello che è dall'assistenza regionale, e devono poi pagare la casa loro, che magari sarà chiusa e vuota perché non ci sta nessuno, perché ovviamente non ci torneranno mai più, come seconda casa, come una casa di lusso. Ma vi pare normale che in un paese civile si faccia una cosa del genere? Sembra fatto da chi non vive la realtà, ma la trovo veramente sempre questo discorso. Infatti questo è un governo di miliardari, senza che nessuno, perché tutti vogliamo diventare ricchi e miliardari, però bisogna poi confrontarsi con i problemi della gente. Quando tu non li hai mai vissuti certi problemi, è anche difficile capirli. Bravissimo, sai? E questo è il problema. Bravissimo, quando non hai a che fare con i bisogni della gente, perché tutti parlano male della politica eccetera eccetera, ma chi fa politica veramente si confronta con i problemi e poi la gente ti riconosce se sei bravo o meno, se fai i tuoi interessi o no. Ma questa gente qua che vive nei castelli d'oro è sempre vissuta là, perché sono ricchi di famiglia, per carità, però che ci venga a fare la lezione a noi, capito? Soprattutto alla povera gente, perché quello che sta succedendo oggi a tante famiglie medie, di reddito medio e reddito basso, è pauroso. Infatti, se il signor Monti ha un malore, viene lasciato 4 ore seduto in una sedia arrugginita al lato corridoi prima che qualcuno lo guardi per accertarne le condizioni. È uno dei grandi temi, ma io vorrei spostare anche sulle cose positive. Per esempio in Veneto noi abbiamo approvato
a novembre un'ottima legge sulla diabetologia, è la materia di cui io mi occupo, sono specialista dato in quello, che è un'eccellenza per tutta l'Italia. Faccio l'esempio, è una legge talmente completa, buona, positiva, che il 16 di aprile una fondazione nazionale che si occupa di assistenza diabetologica a livello nazionale ha organizzato la presentazione nazionale della legge con il Presidente della Commissione Sanità eccetera nella sede della Regione del Veneto. Quindi quando vogliamo riusciamo a fare delle cose buone e quindi che possono essere esportate. Allora, quelle cose buone va bene, le cose che non vanno bene bisogna che le cambiamo. E tra le cose non buone, perché ci sono altre priorità, io credo che sarebbe bene inserire anche questa partita del nuovo ospedale di Padova. Ecco, adesso parliamo anche di questo, però andiamo in pubblicità. Intanto sono arrivati anche altri messaggi, dicevano piuttosto che tagliare le strutture sanitarie ospedaliere, tagliamo le auto blu, quindi sostanzialmente i costi della politica, però lì insomma sembrano nicchiare ancora oppure non andare veramente a fondo al problema. Pubblicità, poi torniamo insieme, parliamo anche del discorso del nuovo ospedale di Padova, dell'allocazione e delle novità. Allora, giustamente Franco Piacentini aveva sollevato la questione dell'ospedale di Padova, una realtà comunque molto importante, centralissima nella regione del Veneto. Si vuole allocare, è stato individuato il sito Padova Ovest. Quello che dalle prime notizie, poi per carità ci dovrà essere anche un progetto, un private financing, sembra, perché non tutta la cifra verrà fornita dallo Stato e dalla regione, però comunque quello che emerge è che ci saranno meno posti letto, meno possibilità per tutto il personale, meno ufficio, una struttura più forse più funzionale molto probabilmente, però con meno persone, meno possibilità eccetera. La domanda che tanti si pongono, ma allora, poi tra l'altro noi parliamo di un'azienda ospedaliera universitaria, il rettore ha già detto chiaramente che è impensabile un campus proprio perché è troppo distante dagli istituti universitari, perché là non c'è spazio comunque, e io chiedo, quindi... Ma quindi, allora, l'ospedale attuale di Padova, per chi lo conosce, è assolutamente, è una grande struttura dislocata in uno spazio enorme che non è funzionale, perché da un lato c'è il monoblocco, dall'altro c'è il policlinico, le cliniche sono dall'altra parte della strada e si accende tramite un sottopassaggio, chi deve fare un attacco, un'esolanza spesso deve essere trasportato in barella e messo in ambulanza, portato dall'altra parte, è una cosa, voglio dire, non eccellente, ecco, non è l'eccellenza della sanità come struttura questa. Quindi è chiaro che se c'è l'opportunità, se c'è un nuovo ospedale moderno in competizione con i grandi ospedali internazionali, visto che Padova... È sempre quella l'ottica, ci si dimentica questo aspetto. Ma tu devi dare grande qualità, ma la qualità significa anche nelle strutture, negli spazi. Allora, quindi noi siamo favorevoli ovviamente, è chiaro. Se ne parla da 15-20 anni, Zaia la prima cosa che ha fatto, si fa l'ospedale di Padova. In 2 anni non ha fatto un atto concreto. Allora, non c'è una lira in bilancio, non c'è uno straccio di progetto per decidere il luogo, cioè il posto dove aveva deliberato il Consiglio Comunale, ancora quando io ero consigliere comunale 7-8 anni fa, Padova Ovest, che sono 650.000 metri quadri di terreno, ci hanno messo un anno. Zaia a settembre aveva detto entro il 30 novembre noi vi diremo, ha fatto una commissione per decidere l'ovvio, una cosa si decide in 5 minuti, guardi dove lo puoi fare, qua non ci sono altri posti, voglio dire, se no devi fare fuori Padova. Allora, hanno partorito l'altro ieri questa commissione fatta da 3 personaggi anche importanti, Cestrone, Presidente Mantovano eccetera. Vabbè, detto questo, cosa c'è? Nulla, va bene? Non c'è un atto concreto, si fa solo fumo. Siccome io non penso che la politica possa scendere a questi livelli, la politica deve essere seria, se si può fare si fanno gli atti perché si possa fare. Allora, oggi non c'è una lira, si parla di un ospedale, innanzitutto dovrebbe costare, prima doveva costare 1,5 milioni di euro, aveva detto, 1,5 miliardi di euro inizialmente, voglio ricostruire un attimino, poi aveva detto Zaia 1 miliardo, poi aveva parlato di 400 milioni, adesso ha detto 650 milioni di euro. Queste cifre dove le prende noi non le sappiamo, dovrebbe essere circa un po' meno di 1000 posti letto. Il campus ci sta benissimo e secondo noi si dovrebbe fare, perché se fa una grande struttura, l'Università di Padova è la prima università d'Italia come medicina, la facoltà di medicina, quindi stiamo anche attenti, cioè, ha una storia che è importantissima e quindi andrebbe a nostro avviso valutata e sostenuta. Quindi un campus che raccoglie gli studenti, gli specializzandi, tutte quelle figure che sono in stretto contatto con la sanità, sarebbe giusto farlo, se c'è l'opportunità ovviamente. Però oggi
Faccio un esempio, noi abbiamo fatto un emendamento adesso al bilancio di 1 milione di euro e abbiamo detto, allora questo 1 milione di euro simbolico, sono tanti soldi ma è sempre 1 milione rispetto ai 650, iniziamo a fare il progetto, mettiamolo da parte e cominciamo a progettare. Allora, io ho fatto un'interrogazione in regione l'anno scorso, quando Zaia diceva si fa, è fatto, abbiamo già deciso, mi hanno risposto gli uffici tecnici, noi non abbiamo mai preso in considerazione, te lo porterò, mai preso in considerazione il progetto dell'ospedale di Bari, perché nessuno gli ha mai detto di farlo. Allora, basta chiacchiere, se si vuole fare, e poi i fondi. Guardate, anche questa storia del project financing, questa bella parola, sono praticamente la compartecipazione dei privati. Noi abbiamo fatto 4 strutture di progetto di finanza, l'ospedale dell'Angelo di Mestre, l'ospedale di Tiene Schio e altri 2. Guardate, sono stati un grande affare per i privati e una corda al collo per la sanità pubblica. Io starei molto attento ancora a fare una cosa del genere. Abbiamo fatto in Commissione Sanità proprio una commissione d'inchiesta su questo. È una cosa folle. Assolutamente. Un attimo che c'è una telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno a tutti. Scusate, Carla di Padova. Sì. E complimenti alla conduttrice. Grazie. Condivido. Tutti meritati. Allora, io credo che, come si sta evidenziando in tutti i settori, anche nella sanità, ci dovrebbe essere meno politici e più medici, fra virgolette. Cioè questi attacchi continui al tal partito, cioè veramente non ne possiamo più. Per favore, soprattutto la sinistra, l'estrema sinistra, viaggia sempre con questo odio di partitico che fa malissimo, perché le cose non andranno mai avanti. Detto questo, entrando nello specifico, anche nella sanità c'è bisogno comunque di una partecipazione di tutti, a cominciare dai medici, perché anche lì ci vuole un passo indietro, nel senso che vai a prenotarti una visita 3 mesi quando va bene, con la mutua, che poi comunque sono 47 euro, non è proprio una sciocchezza, e se hai un'urgenza cardiologica, cioè veramente o reumatologica, grossi problemi, vai direttamente, senza impegnativa, pagando 250 euro, perché ormai viaggiamo dai 220, 250, quando sono anche 160, e ti vai dopo 2 giorni. Allora credo che il nocciolo di tante cose sia anche qui un atto di umiltà e soprattutto di onestà e di umanità, come nella politica, anche nella sanità. Poi, dettaglio tecnico, ospedale nuovo, non ospedale nuovo, a mio parere, certo è disagevole l'ambulanza, il TAC e questo, però il nocciolo della questione è essere curati bene, tempi decenti, con spese sopportabili, perché sennò quelli che lavorano in nero, eccetera, eccetera, allora hanno tutto gratis, fra virgolette, mentre andiamo a fare la stessa fine dei soliti noti, quelli che hanno lo stipendio da dipendente, la busta paga, si viene tartassati come nelle tasse e non ne andremo mai fuori. Chiarissimo. Vi ringrazio. Grazie signora. Volevo Grazie. alla signora che non c'era alcuna polemica, perché quando ci sono delle cose buone, o destra o sinistra, noi le approviamo come Italia dei Valori, quindi non vorrei fosse preso un attacco a Zaia. Io contesto a Zaia perché è presidente della regione, non perché per altro, che si deve assumere responsabilità. Siccome spesso fa tante chiacchiere ma atti concreti pochi, io lo richiamo alle sue responsabilità. Poi vorrei ricordare alla signora che il centrodestra governa ininterrottamente da 20 anni quasi, dopo l'era Galan c'è l'era Zaia, sono già passati 17 anni, quindi voglio dire, non so cosa hanno fatto le sinistre di così male, siamo sempre stati all'opposizione, premesso che io non sono manco di sinistra. No, infatti, allora, per precisare, il consigliere Pipitone, Italia dei Valori, è un medico. Tra l'altro sono anche un medico, no, l'unico medico dei 60 tra l'altro. No, su questa partita diciamo, di questo progetto faraonico e anche molto oneroso, io sono tra quelli, che sono tante le persone, che sostanzialmente dico e diciamo che sarebbe bene accantonare questo progetto. Lo dico in maniera proprio chiara ed esplicita. Io non sono assolutamente d'accordo. Perché? Per alcune cose che sono già state anticipate. Intanto vediamo le risorse. Allora, la 5ª Commissione ha fatto un lavoro egregio, che poi è stato anche ripreso e mutuato che è la Commissione Sanità, Regione, che è la Commissione del Sociosanitario, che hanno detto che in Veneto che è bene che i progetti di finanza, per usare il termine italiano,
debbano essere cancellati, perché chi li ha introdotti, chi li ha utilizzati, come l'ospedale all'Angelo di Mestre, stanno pagando una montagna di milioni ai privati e si corre il pericolo di privatizzare pezzi anche di sanità. Prima questione. Su questa vicenda di Padova, il balletto delle cifre, prima 300 milioni, poi 500, poi 700, poi 2 miliardi, poi 1,5 miliardi, adesso 650, ecco, praticamente non si capisce chi dovrà versarli. Dico questo perché abbiamo un sistema di finanziamento nazionale che da sempre è sottostimato. Non si danno le risorse sufficienti per intervenire in maniera completa. Proprio per questo che c'è la compartecipazione, se no non ci sarebbe. Certo. Proprio per questo che c'è il blocco del turnover sul personale, proprio per questo che non si rinnovano i contratti per i lavoratori. Quindi non si sa. La Regione Veneto utilizza quasi l'80% del proprio bilancio per intervenire sui servizi socioassistenziali e sociosanitari del Veneto. Oggi ci dicono che nel 2011 il bilancio di esercizio è andato in pareggio. Ma perché è andato in pareggio? Certo. Per effetto dei ticket, paghiamo tutti 10 euro su ogni ricetta e paghiamo poi l'aumento delle varie prestazioni che ci sono state recentemente. Ogni prestazione ha avuto alcuni aumenti. C'è stato appunto anche qui in Veneto il blocco del turnover, quindi non ci sono dotazioni organiche in grado di intervenire, soprattutto sui servizi territoriali. I contratti non se ne parlano, quindi anche i dipendenti non hanno rinnovato i contratti. Quindi io chiedo chi dovrà versare questi soldi quando che la Regione è impegnata per i prossimi 15 anni a rientrare di un debito di 1,5 miliardi e sta pagando ogni anno, adesso iniziando da quest'anno, circa 40 milioni all'anno per rientrare da questo debito. Ma non c'era stato già un rientro, un appianamento? No, è stato fatto un accordo con lo Stato, con il Governo, per far rientrare il famoso 1,5 miliardi di debito del passato, legato anche a ammortamenti, legato a dei fattori ben individuabili e anche dei fattori strutturali nel tempo, ma che adesso la Regione ovviamente deve rispettare questo impegno. Ha fatto un accordo. Questo impegno? Sono 40 milioni l'anno di euro che noi paghiamo mutuo allo Stato, ecco, quindi, tolti dai servizi. Quindi un progetto di questa natura qui, che poi per la sua realizzazione realisticamente ci vorranno dai 6-7 anni, io mi chiedo, ma lo chiedono i cittadini, lo chiede quella signora che ha telefonato? Le priorità sono, diciamo, queste costruzioni, queste nuove costruzioni, o sono invece le risposte che noi dobbiamo dare sui servizi delle 24 ore al giorno, territoriali, il ruolo di medici, medicina generale, la prevenzione e l'abitazione. Ecco. Allora, prima cerchiamo di programmare bene, facciamo questo nuovo piano sociosanitario, accantoniamo questa idea, o almeno ci sia l'onestà di dire che questa struttura sarà una struttura che la Regione affiderà ai privati per fare speculazioni in sanità. Ovviamente, per quanto ci riguarda, almeno come CGIL, noi su questo versante non ci staremo e saremo fermi nelle nostre posizioni per dire di no. Allora io vorrei invitare però anche gli amministratori locali, con molta pacatezza, parlate con i cittadini, non fate queste cose dentro i palazzi, perché per i cittadini questa qui non è una priorità. Perché e guardate che secondo me poi tenete presente che in questi 7-8 anni non è che la Regione non spenda soldi per intervenire nelle attuali strutture. Guardate che recentemente si faceva un ragionamento di programmazione sugli interventi per queste attuali strutture ospedaliere di quasi 40-50 milioni. Hanno rifatto. Quindi voglio dire, spendi di qua, spendi di là, quando che i soldi non ci sono, sempre che, ripeto, non si decida di privatizzare e a dare alla speculazione pezzi di sanità, pezzi di vita. Certo, assolutamente. Battuta di chiusura? No, io non condivido una cosa, cioè condivido l'aspetto già, nel senso bisogna essere chiari, se non si può fare bisogna dirlo. Cioè, questo è il problema. L'accusa che si fa oggi è questa qua. Per il cittadino sembra che si possa fare, che non sia tanto. No, ma il cittadino capisco che interessano le cure ed è giusto che sia così. Certo. Quindi, ma io penso che la politica sanitaria deve anche pensare a strutture adeguate. Questo significa che sono una cosa che va parallela. Assolutamente. Cioè, è come se tu c'è una casa vecchia, la rinnovi sempre, però alla fine gli impianti sono sempre quelli di 50 anni fa. Devi cercare di dare strutture sempre più innovative e più adeguate. La medicina, i bisogni di salute è cambiato negli anni, bisogna adeguarlo. Per
per questo il nuovo ospedale ha un senso se ci sono le risorse per farlo, ma che non diventi poi una battaglia politica che non interessa a nessuno, se no continuiamo quello che c'è adesso. Assolutamente. Siamo giunti al termine, grazie a Franco Piacentini, grazie a Antonino Pipitone, grazie a voi di averci seguito e aver partecipato. Noi come sempre ci ritroviamo lunedì alle 12:40, questa sera il talk show di politica Match. Grazie e buon proseguimento.